Insomma, arriva al circo a Udine. Questo 1° maggio era una volta al circo, era bellissimo, adesso è un po' come i baracconi, adesso sei Rizzi, però sì, sta una volta. Allora, arriva al circo e il circo portava sempre anche lo zoo, che pagavi, adesso non mi ricordo, andavi a vedere lo zoo. No, allora, fanno un concorso, diciamo, diamo 1.000 euro, esageriamo, 1.000 euro a chi riesce a far saltare l'elefante indiano con le 4 zampe contemporaneamente. L'impresa è impossibile. Arriva un show, le tira per la coda l'elefante fermo lì. Quell'altro butta il topolino, certo che il topolino diceva no, vero niente, quell'altro ciappa che dà pacche nelle gambe. Arriva a Motorino un show di Feletto Umberto, perché c'è Feletto Umberto e 2 Berti. Feletto Umberto arriva lì, scusi, sì, arrivi come? Ciappe, torna dopo 5 minuti con un pare, che di neve, grandi, di alluminio. Ciappe, passa l'elefante, va da ordo, là che aveva gli sbali, dei coglioni, ciappe le rincorse. Spam! E l'elefante, e vince 1.000 euro. Applauso di tutti, spettacolo, vabbè. Passa un mese, si sposta il circo a Palmanova. A Palmanova, sempre questo circo, diamo un premio di 2.000 euro a chi riesce a far muovere la testa dell'elefante indiano, facendogli dire sì e no. La cosa ancora più impossibile. Arriva un tira per le proboscide, che l'altro c'ha per orelle, che l'altro c'ha per code, che l'altro lo muove, in 3 a muove l'elefante per lì. Arriva questo sceretto da Feletto, sempre in motorino, di Feletto, fino a Palmegnola, in motorino, bravissimo. Arriva, scusi, sì, ma lui è stato a Udine, Udine era Udine, Palmegnola è Palmegnola. Scusate, voglio provare, arrivi come? Allora via, torna dopo un 10 minuti con una schiale, una scala grande e poi le bestie, come si chiama l'elefante? Pachiderma, bravo, bravissimo. Poi Pachiderma va su, c'ha per le orelle e dice, salto quel corsoio all'elefante, non è mica di nazioni le pale, e vince 2.000 euro!